Andiamo alla scoperta allora dei giovani talenti biancoscudati, ne abbiamo parlato anche in telecronaca nel corso del match. Eccolo qua, Edgar Chames, per gli amici mi diceva di chiamarlo Eddie. Sì, sì. Allora, questo ragazzino qui ci ha fatto divertire questa sera, ma è una grande promessa per il calcio Padova. Grazie mille, sono veramente felice e abbiamo fatto una bellissima partita, penso anche una vittoria meritata e niente da demeritare dalla squadra avversaria. Senti, c'è stato un momento che il Padova aveva in campo tutti gli under. Dato che avevamo più o meno la partita sotto controllo, il mister ha deciso di farci provare, insomma, per fare esperienza. Senti, è mancato il gol però. Sì, un po' di sfortuna, cercherò la prossima volta di segnare. Ma allora presentati, qual è il tuo pezzo forte? A nostro avviso il dribbling, la velocità. Sì, questo è vero, sì. Allora tu sei un pezzo forte della squadra juniores, però hai già debuttato in prima squadra l'anno scorso. Quest'anno cosa ti riproponi? Beh, spero di giocare di più rispetto all'anno scorso e anche di trovare magari qualche gol, non fa male. Beh, allora il gol a quanto prima, no? Sì. E allora Chames, ricordatevi, Chames Edgar, poi il resto del nome è impronunciabile, però chiamiamolo tutti Eddie. Ok, grazie, ciao.